Non si conosce ancora l'identità dell'indagato nella recente inchiesta sugli appalti pilotati, infatti risulta ancora omissis anche nel provvedimento del GIP del Tribunale di Agrigento Giuseppa Zampini. Il motivo è semplice: le indagini nell'ambito dell'inchiesta, che ipotizza un giro di tangenti di appalti che sarebbero stati pilotati, sono ancora in corso, promettendo altre clamorose novità. Gli agenti della squadra mobile di Agrigento, coordinati dal procuratore capo Giovanni Di Leo e dal sostituto Rita Barbieri, anche dopo i 5 arresti non si sono fermati nelle investigazioni. Al vaglio la corposa documentazione e i numerosi dispositivi acquisiti nel corso di una ventina di perquisizioni effettuate in abitazioni private, sede di imprese, in una comunità e in alcuni uffici, tra quello pure laica. Nulla è cambiato dopo la decisione del GIP Zampini di non convalidare i 4 arresti eseguiti nei giorni scorsi dal personale della squadra mobile. Era prevedibile, ma il giudice ha disposto comunque le misure cautelari per tutti gli indagati. Ai domiciliari sono finiti gli imprenditori Luigi Sutera Sardo, 67 anni, e Dino Caramazza, 44 anni, di Favara. Disposto l'obbligo di dimora per le favaresi Carmela Moscato, di 65 anni, e Federica Caramazza, 36 anni, rispettivamente, madre e figlia. Tutti erano stati arrestati con l'accusa di associazione a delinquere, corruzione, turbativa per la libertà degli incanti. La sola Federica Caramazza è indagata per ricettazione. Era invece tornato in libertà il dirigente licatese Sebastiano Lesci, di anni 65, ritenuto uno dei protagonisti principali, insieme appunto ad omissis di cui non è stata rilevata ancora l'identità. La procura di Gela, competente in quanto l'arresto è avvenuto a Butera, non ha nemmeno chiesto la convalida dell'arrestato al GIP, ritenendo mancante la flagranza di reato. Tra gli appalti pilotati grazie al pagamento delle mazzette ci sarebbero, secondo la procura di Agrigento, i lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale 19 Salaparuta Santa Margherita del Belice, la riqualificazione e la ristrutturazione dello stadio Dino Liotta di Licata, i lavori di ristrutturazione e automazione per l'ottimizzazione della rete idrica del comune di Agrigento, il primo stralcio con stazione appaltante AICA per un valore di oltre 37 milioni di euro.